Allora, eccoci qui. Tra l'altro noi ci eravamo visti secondo me in una diretta Instagram con Giulio Cavazzini. 2 anni fa. Esatto, addirittura 2 anni fa. Pensa un po', Sì. pensa un po'. E adesso è qua materialmente. Esatto. Perché sei alla Mostra del Cinema di Venezia? Spiegacelo un po'. Sono alla Mostra del Cinema di Venezia con la DO, con Daniele Orazzi, e nello specifico Youngblood, che porta... Grande Daniele, scusa, che è venuto anche al nostro Late Show a presentare il suo Hostiawood. Esatto, che ogni anno insomma porta ragazzi giovani talenti alla Mostra del Cinema di Venezia. Esatto. Perché non si vive solo di sti grandi star affermate, ma la star affermata di oggi è il talento di ieri. Esatto, speriamo che sia così anche nel nostro caso. Ecco. Esatto, e anche nel caso di Giulio Cavazzini. Beh, tu già hai dimostrato qualcosa, tra l'altro ti vedremo. Mi vedrete in realtà in uscirà UK, prima in UK. Cioè così però fa figo dire. Però fa figo dire uscirà in UK. Ti vedremo, no, non potete vedermi perché esce prima in Inghilterra. Esatto, su Prime Video con A Very Royal Scandal, che sarà questa serie sullo scandalo di pedofilia del principe Andrea. Come no? E con Jeffrey Epstein dentro. Bravissimo, quindi una cosa abbastanza... Però l'ho visto, guarda, che tra l'altro in Inghilterra è un tema molto dibattuto, poi la regina lo fece allontanare. Bravissimo, insomma, esatto, tutta questa storia qua con Michael Sheen e Ruth Wilson come niente protagonisti, di niente, due attori così da niente. Che è stata un'esperienza fantastica. Tu hai girato con Michael Sheen? Ho girato con Michael Sheen. Ma tra l'altro questa però, scusa, grande gallese. Da battaglia, grande gallese. Tra l'altro potresti già mettere curriculum, ho girato con Michael Sheen. Questo non me lo toglierà nessuno. Sì, io credo sia al momento è uno dei 10 attori più bravi del mondo. Sì. Cioè... E poi è una persona davvero molto umana. Sì. Pensa che lui è un attore non profit, dicono, quindi lui guadagna un tot e poi il resto lo dà in beneficenza. Quindi... Già era il mio idolo prima, adesso esatto, siamo a livelli proprio celestiali. Che ruolo fai tu? Io faccio il marito di principessa Beatrice, che è un italo-inglese che si chiama Edoardo Mapelli Mozzi, vecchia nobiltà italiana, okay, che è sposato con principessa Beatrice. E chi è la principessa Beatrice? Figlia del principe Andrea. No, ma chi è un'attrice inglese? È Honor Swinton Byrne, si chiama, che è... Hai detto bene. Ho detto Honor Swinton Byrne, che è tra l'altro figlia di Tilda Swinton, che penso sia qua adesso. Certo, era qua ieri sera. Vedi, è tutto così, forte, tra l'altro l'altro giorno forte. C'era la figlia di Ewan McGregor. È così, sì. ognuno. Vabbè, quella poi è una dinastia. Senti Giulio, che spettatore sei tu oggi? Cosa guardi? In realtà guardo di tutto, però sono un grande fan di cose distopiche. Un po' fantascientifiche. Tipo Children of Men, cose così? Esatto, oppure più tipo Severance, quindi distopico però che ha un impatto abbastanza politico, che dice qualcosa sul presente, che poi lo fanno tutti in realtà, però mi piace sempre se alcuni ci riescono, altri no, poi non è proprio chiaro, semplice. Però in realtà guardo di tutto, Andrea, sì. Se devo sceglierti una cosa che ho guardato di recente che mi ha fatto, che mi è piaciuto parecchio, vabbè, io ti devo dire C'è ancora domani, che tra l'altro ho visto in Inghilterra con amici inglesi che sono rimasti altrettanto folgorati. Italiano sottotitolato? Italiano sottotitolato, che è stato bellissimo vedere l'effetto che ha avuto sui miei amici inglesi. Ci tenevo tanto che li colpisse e lo ha fatto in maniera straordinaria, quindi devo dire forse quello. Bellissimo. Sì. Senti, ultimo giochetto qui al nostro Hot Corner, ci divertiamo sempre. Domani mattina riparti? Domani pomeriggio. Domani pomeriggio riparti. Vabbè, domani sera sei a casa, tranquillo, che ti rilassi. Esatto. Ti suona il telefono, okay. È un regista o una regista che ti dice Cavazzini Giulio, voglio lavorare con lei. Chi vorresti che fosse? Questa domanda è... ok. Il regista di Parasite. Che sì. Non provo a dire il nome esatto, perché lo non sbaglio, proviamo a dire però... il regista di Parasite. Ah, ti piace quella... Sì. quella cosa lì. Quindi ti chiamo Cavazzini esatto. E tu dici sì e metti giù. Sì, metto giù e parto, faccio le valigie e riparto, sì. Giulio Cavazzini all'Hot Corner, ti teniamo d'occhio, grazie mille. Grazie a voi.